Criminalità giovanile organizzata in bande dai tratti sempre più violenti, una maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia ha portato all'arresto di 539 persone, oltre 900 denunce, più di 700 kg di droga sequestrata, armi bianche da sparo, coinvolte 44 province, in Veneto, Rovigo, Treviso, Verona e Padova, dove l'attenzione è rivolta anche ai profili social, vicolo principale dove viaggia l'odio e la violenza, come ha spiegato il questore Marco Dorisio. Anche qui a Padova e provincia sempre più frequentemente i protagonisti sono dei giovani o dei neomaggiorenni o anche addirittura dei minori. Il tutto poi con questa, ormai ci confrontiamo con questo altro dato acquisito, della propalazione attraverso le pagine web e i social di queste condotte appunto illegali. Oltre 1250 i giovanissimi identificati nel padovano, di questi 150 minorenni. Spesso nei ragazzi c'è poca consapevolezza della gravità dei reati che commettono, per questo sono in aumento le misure di prevenzione per cercare di responsabilizzarli. Ci siamo accorti appunto della mancanza, no, di questa consapevolezza, quindi anche lo strumento di un avviso orale, di una misura di prevenzione va ad incidere sulla costruzione del percorso di responsabilizzazione che inevitabilmente deve passare attraverso la consapevolezza del disvalore delle condotte che pongono in essere. Sono in aumento appunto le misure di prevenzione per evitare poi la degenerazione nella criminalità a tutti gli effetti. Il lavoro delle squadre mobili e del reparto prevenzione crimine, che nelle province teatro delle maxi operazioni ha portato alla perquisizione di oltre 1180 immobili e di 24 strutture di accoglienza per minori, giovanissimi che spesso sono coinvolti anche nel traffico di stupefacenti. Abbiamo registrato su Padova e provincia un abbassamento dell'età, no, del pusher e la catena terminale dello spaccio in strada, dei neomaggiorenni, addirittura dei minori, anche dei minori non accompagnati, che a loro volta non sono sfruttati ma sono consapevoli dell'attività illecita che pongono in essere. A Padova, nell'ultimo periodo, si sono registrati anche 2 episodi in cui ventenni hanno esploso colpi di pistola da auto in corsa. C'è una diffusione di armi bianche proprio qui a Padova, più volte siamo intervenuti sia attraverso i dispositivi di controllo del territorio, fermando auto con giovani che avevano praticamente dai macete alle spade a coltelli con lame di dimensioni di tutto rispetto, o anche come negli ultimi casi, no, di Rosetta Stesa, 2 episodi di dove i protagonisti erano giovanissimi, dei neomaggiorenni che avevano queste armi e quindi svolgevano questa attività così di intimidazione.